È una descrizione minuziosa quella che il medico legale consulente della Procura ha esposto nell'udienza in Corte d'Assise a Venezia per spiegare cosa abbia portato alla morte Lorenzo Nardelli, il 32enne veneziano ucciso a mani nude dai due cugini moldavi dopo essere entrato per errore nel loro appartamento a Mestre il 9 agosto scorso. I due, Radu e Marin Rasu, muratori di 32 e 35 anni, sono entrambi accusati del delitto che si consumò all'interno dell'ascensore del condominio, dove la vittima aveva tentato inutilmente di rifugiarsi per fuggire, ma secondo il loro difensore uno dei due non sarebbe colpevole. Noi riteniamo che ci siano elementi per poter dimostrare l'estraneità quantomeno di uno dei miei assistiti. Riteniamo che non vi siano prove che il Rasu Marin abbia dato una collaborazione fattiva all'azione omicidiaria. Cioè lui si è trovato chiuso dentro l'ascensore nel quale è entrato per vedere cosa succedeva perché il cugino e il morto si stavano picchiando, è entrato dentro questo ascensore per separare, si è trovato chiuso dentro e quindi quello che poi è successo noi riteniamo non sia da imputare a lui. Per quanto riguarda l'altro noi riteniamo che ci sia tutta una situazione ed un quadro psicologico e probatorio che possano portare anche a un eccesso colposo di legittima difesa e questo sosterremo. Dalla descrizione del medico legale si evince una violenza inusitata nei confronti della vittima. I due cugini, che erano in preda ai fumi dell'alcol, hanno sempre sostenuto di averlo confuso per un ladro, circostanza che però non ha fatto cambiare l'accusa di omicidio volontario. La prossima udienza si terrà il 13 maggio, quando a parlare saranno proprio i due imputati.